Io sono nato in Cozzà e sono stato in Cozzà per 12 anni. Sono andato a scuola in Cozzà, mi sono usato in Cozzà, ma non c'era nulla in Cozzà. Andavamo a scuola e basta. Era più bella danza la Cozzà. C'era più mondo, c'era più gioventù, nel tempo a me parlo. È più bella tanto, mica lo stesso. Ci usiamo di più intanto, di tempo ci usiamo di più. C'era le statine, ci usavamo, c'era il torno di Sixto, Ballò, c'era poi i vadi nei paesi, i zirati, i vecchi. Le enti non sortono manco più, se ne stanno in casa non sortono più la sera. Prima la sera si mettevano 10 ore, stavamo si mettevano 10 ore, dopo gli intrimi papà e mamma ci chiamavano e andate a dormire. Sto con Naiaccio, taglio una casa in paese, ma quando è con un paese, con la domenica, non c'è gente come me, ma non c'è più niente nei paesi, c'è più giovani, c'è più niente. Si perde nei paesi, se non hanno le enti che muoiono sono mica frequentate, i casi si ne vanno, c'è più niente. Non è che il paese è un po' vicino da Iaccio, che c'è un po' di mondo, ma i paesi in montagna dopo c'è più niente, non stanno mica le enti. Quindi che giungono nei paesi come Grosseto, Carlo, stanno perché trovate in Iaccio, nei paesi vicini a Iaccio, voglio dire, perché quando avete i chilometri a pa, farete la Cozzà, mettete un'ora e quarto per fare la Cozzà. Quindi trovate in Iaccio, stanno a vicino, Cavro, Grosseto, Santa Maria. Qui si partono la mattina e la sera. Dopo ci sono lenti, comprano le case che sono ritirate, stanno nei paesi. Qui si pone in paese, ma altri se li trovate nei giovani. Un consiglio, so qui che se posso dare un consiglio. Noi non scioglimento in tu l'abbiamo passata, ma la tua faccia nella parete, non mica bisogno di consigli. Beh no, penso, per me non è mica di dire che da fare, cioè da pensare, pensare nella parete, fare nella parete.